La città di Trieste ha un nuovo depuratore, un depuratore che parla col mare. È stato infatti avviato l'esercizio provvisorio del nuovo depuratore di Servola, uno fra gli impianti più innovativi del paese, che sarà in grado di regolare l'intensità dei trattamenti in base al fabbisogno di nutrienti espresso dal mare. Nelle prossime settimane dovranno essere create le condizioni ottimali per sviluppare le colonie batteriche che a regime avranno il compito all'interno delle nuove vasche di trasformare i reflui in acqua pulita, biogas e concime. L'attivazione consentirà di far partire l'iter procedurale che determinerà l'uscita del depuratore dalla procedura di infrazione europea. Si tratta dunque di un passaggio di grande valenza sia ambientale che economica per l'intero territorio. In questi 2 anni abbiamo costruito il depuratore nuovo di Trieste, che ha risolto un problema che affliggeva Trieste da un bel po' di anni. Oggi è un giorno importantissimo perché lo mettiamo in marcia. Vuol dire tutelare il territorio sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dell'onere finanziario che deriverebbe in caso di applicazione dell'infrazione. Quindi questa data è una data importantissima. È stato proprio un lavoro concertato tra le istituzioni del territorio. È la dimostrazione che non esistono delle mission impossible, c'è la dimostrazione che anche le sfide più complesse, quelle che sembrano veramente tutte in salita, possono invece essere affrontate ed arrivare anche a una conclusione molto positiva. Stiamo parlando oggi dell'avvio di un sistema di depurazione dell'agglomerato più grande della nostra regione, ma soprattutto che avrà una qualità che non hanno da invidiare in alcuna parte, non solo d'Italia ma anche d'Europa. C'è una nuova tecnologia, ci confronteremo con il mare nel senso che dentro ci sono anche organismi che sono buoni per il mare. Insomma, oggi è una grandissima giornata, un unico depuratore per tutta una provincia. Abbiamo avviato un impianto importantissimo, tecnologicamente avanzato e moderno come concezione. Abbiamo utilizzato le migliori tecnologie per ridurre gli spazi e ottimizzare i trattamenti. Parla col mare, nel senso che grazie a questi sistemi di regolazione possiamo dosare, non parliamo più di inquinanti, ma i nutrienti che servono alla flora e alla fauna marina per vivere. Sarà veramente più pulito il nostro mare? Decisamente sì, è un lavoro che è iniziato nel 2004, addirittura con elementi pregressi nel 91 e che porta finalmente adesso ad avere non solo il mare più pulito ma anche a dichiarare una conformità rispetto ai parametri europei che ci pongono ulteriormente, direi, fra le eccellenze italiane. È veramente una bella soddisfazione. Avere portato a termine un'opera di queste dimensioni in una realtà così complessa è stata veramente un'impresa notevole. Non l'avremmo fatta da soli, l'abbiamo fatta perché le istituzioni ci hanno aiutato a farla e questo è sicuramente un risultato strepitoso per questo territorio. È un bel orgoglio, lo sarà anche per la città, quello di avere un impianto del genere e, visto che siamo in primavera, anche un mare più pulito per l'estate. Assolutamente il mare è più pulito, un mare governato, perché in questo modo noi col depuratore che parla con il mare daremo al mare ciò di cui il mare ha bisogno.